Villa de Quesada a Sassari. La leggenda narra di un uomo che una notte rientrava a Sassari a piedi e percorreva un sentiero che dalle valle di Logolencia risaliva a Montefurru e dalla Perba di Manna andava a Rosello. Salendo vide una casa illuminata, sentì le voci di uomini e donne, era una festa. Curioso si avvicinò e appena si approssimò alla porta fu invitato a entrare calorosamente dai presenti. Una volta all'interno fu coinvolto in una sorta di ballo di gruppo e ballando perse la cognizione del tempo. Solo la stanchezza gli fece capire che la cosa stava divenendo alquanto strana, perché le forze lo abbandonavano mentre gli altri imperterriti continuavano a ballare, freschi e pieni di energie. Provò a fermarsi ma gli altri non gli davano tregua, allora pur temendo di irritare gli ospiti si divincolò con forza. Un attimo dopo tutto sparì e si ritrovò nella casa abbandonata, vuota e cadente. In quel momento comprese che tutte quelle persone erano anime o fantasmi. E si rese conto del rischio che aveva corso. Perché quelle anime lo avrebbero fatto ballare fino alla morte. In fretta e furia tornò sulla strada e proseguì verso la sua casa. La Villa de Quesada, realmente presente a Sassari, versa in stato di abbandono ed è attualmente utilizzata come stalla.